Confartigianato Imprese del Veneto presenta la seconda edizione della ricerca sul patrimonio edilizio industriale artigianale inutilizzato in Regione Veneto. Dopo la ricerca fatta nel 2017, questo aggiornamento, che vede comunque un Veneto ancora al top per consumo di suolo, fa emergere che in 6 anni sono calati di 1400 unità i capannoni inutilizzati in Regione. Questi 9.200 capannoni sono stati mappati per tipologia, caratteristiche e localizzazione. Dalla ricerca emerge che un'unità su 5 di questo patrimonio sarebbe da demolire in quanto inutilizzabile, mentre il 4% risulta addirittura incompiuto. Un dato importante ed interessante è che il 41% dei capannoni inutilizzati è oggi posto al di fuori delle aree produttive, in ambiti rurali o in spazi interclusi nei contesti urbani consolidati, quindi poco funzionali ad un uso produttivo. Su questo 41% si concentreranno gli sforzi della Confartigianato Imprese Veneto, anche insieme alla Regione del Veneto, per individuare nella realizzazione del nuovo testo unico per l'urbanistica, che è in fase di discussione a livello regionale, per trovare incentivi e soluzioni che possano portare a risolvere almeno in parte questo problema. Un'ultima valutazione che fa la ricerca è che se tutti questi capannoni dismessi venissero riqualificati, ci sarebbe l'opportunità di quasi 7 miliardi e mezzo di investimenti attivabili per questa riconversione su tutto il territorio regionale. Sarebbe un apporto straordinario al mondo dell'edilizia e non solo, soprattutto nei prossimi anni in cui verranno a calare gli impulsi degli incentivi come quello del 110% che finirà nel 2023. Rigenerazione urbana, direi che questo è il titolo vero di tutta la nostra operazione, ma soprattutto la volontà di tenere monitorato quello che sono gli edifici pubblici, riferimento al convegno dell'anno scorso, e la continuazione invece di quello che sono l'aspetto dei capannoni che abbiamo iniziato ancora con la prima ricerca del 2017. Questo perché? Perché riteniamo che tutti questi edifici siano importanti perché? Perché dobbiamo fare una valutazione di quello che è l'occupazione del suolo. Penso che dopo tutto quello che sono le nuove normative legate alla comunità europea, piuttosto che al buon senso di avere edifici qualificati, ecco, questo porti anche la Confartigianato del Veneto a portare negli opportuni tavoli queste ricerche e l'opportunità per la regione e per le amministrazioni in genere una discussione perché diventa opportunità sotto l'aspetto urbanistico degli edifici, ma soprattutto anche per noi artigiani diventa opportunità di lavoro. Nel 2017 la ricerca era stata la base poi della legge che la Regione ha fatto sul consumo zero di suolo. Adesso la Regione proprio in questi giorni sta parlando di fare un testo unico nuovo che recuperi le vecchie leggi e faccia un po' di ordine. Quindi questa ricerca cade a fagiolo per dare un contributo concreto. Sì, l'opportunità è veramente importante e grande perché mette contemporaneamente noi con la nostra ricerca e la nostra volontà come Confartigianato e dall'altro lato la regione che sta stendendo questo testo per l'uso e l'occupazione del suolo edilizio e quindi del suolo in senso generale. Beh, direi una vera opportunità, ma soprattutto è un valore aggiunto che Confartigianato dimostra di stare a fianco alla politica per poter dare un vero contributo. Il contributo è quello sotto l'aspetto della famiglia, sotto l'aspetto quindi delle persone e sotto l'aspetto delle imprese. Quindi un doppio valore a cui noi come artigiani ci abbiamo sempre tenuto e continuiamo a portare avanti questi valori. La ricerca che presentiamo oggi è non solo l'aggiornamento della ricerca che avevamo presentato nel 2016, quando avevamo stimato poco meno di 11.000 capannoni industriali e artigianali inutilizzati o abbandonati nel territorio del Veneto, ma è anche un approfondimento ulteriore rispetto a quei dati perché siamo andati molto più a fondo nell'individuare le tipologie di capannone e anche le localizzazioni dei capannoni abbandonati e inutilizzati, proprio per entrare più nel dettaglio
del problema che abbiamo di fronte e che dobbiamo risolvere, perché è un grande patrimonio inutilizzato, abbandonato, sul quale dobbiamo impostare delle politiche di riuso. Politiche che vanno nel senso della economia circolare applicata al settore delle costruzioni, che sui prodotti, sugli edifici già costruiti, diventa un tema molto rilevante, importante, difficile da affrontare, ma certamente un tema contingente sul quale non possiamo nasconderci. Il risultato dell'indagine è da un lato positivo, perché quegli 11.000 capannoni sono diventati poco più di 9.000, quindi c'è stato un riuso importante e questo riuso si è accompagnato alla crescita molto forte non solo del PIL del Veneto, ma soprattutto del valore aggiunto del settore manifatturiero in questi 6 anni, che in alcune province addirittura ha avuto delle crescite molto rilevanti, una per tutte la provincia di Vicenza più 14,4% rispetto a una media del Veneto del più 12,8%. Questo significa che al crescere delle esigenze produttive crescono anche le esigenze di utilizzo di spazi produttivi, che ovviamente vengono recuperati nelle aree industriali e artigianali già esistenti. Il grosso problema, e il tema sul quale oggi sicuramente si discuterà, soprattutto nella sessione a porte chiuse dell'evento al quale partecipiamo, è il tema del 41% di edifici che oggi sono inutilizzati o abbandonati, ma non collocati dentro aree industriali e artigianali. Sono ex edifici produttivi che oggi sono ricompresi in aree residenziali o in aree improprie, e sui quali oggi dobbiamo fare una riflessione approfondita, e sul quale penso che attraverso diciamo, la collaborazione tra Confartigianato e Regione del Veneto si possa magari arrivare ad individuare alcune linee di intervento che possono essere produttive per il settore delle costruzioni nel futuro.